Di cittadini, proseguiamo a parlare di cittadini perché Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto, lo aveva annunciato già nelle volte scorse, una volta qui da noi ospite, ha detto dobbiamo ritrovare quell'incontro che ci manca con i cittadini. È così, sindaco? Sì, direttore, abbiamo iniziato così ad amministrare il comune di Fiume Veneto. Il Covid ci ha momentaneamente, come dire, fermato in questi incontri con i cittadini. Avevamo pensato a incontri nelle frazioni, incontri per singole vie, a seconda ovviamente della problematica che si presentava al momento. Ci siamo dovuti fermare, adesso però riprendiamo. Riprendiamo con 6 incontri tra maggio e giugno, tutti i martedì. Partiamo a Cimpello l'11 di maggio, poi Pescincanna il 18 di maggio, poi ci saranno 2 incontri per il capoluogo, proprio insomma per consentire a tutti di partecipare. Il primo sarà il 25 di maggio presso appunto il quartiere Primo Maggio, il secondo sarà il 1° di giugno presso la Tavella. E poi riprendono gli ultimi 2 incontri con le frazioni e avremo Bannia l'8 giugno e il 15 giugno chiudiamo con Praturlone. Ringraziamo ovviamente la Proloco Cimpello, la Proloco Pescincanna, la Pro Praturlone, la Proloco Bannia, il Circolo Sportivo Ricreativo Tavella e il Gruppo Ricreativo Sportivo Culturale Quartiere Primo Maggio per l'ospitalità che sempre ci danno, insomma per la vicinanza ai cittadini, sempre disponibili. Gli argomenti, direttore, c'è molto da riprendere in mano, quindi a Cimpello avremo un argomento specifico con la presenza dei tecnici, sarà ovviamente via Carducci. Per quanto riguarda invece il quartiere Primo Maggio parleremo del sottopasso perché abbiamo delle novità importanti per i cittadini. Per quanto riguarda invece gli altri appuntamenti saremo ovviamente tutti sempre presenti come giunta, disponibili a rispondere alle domande dei cittadini, a confrontarci con loro e a ricevere da loro sempre stimoli nuovi, e questo è l'aspetto più importante sicuramente. Jessica Canton, grazie, il sindaco di Fiume Veneto.